ser clasificado el gran maestro internacional Andrea Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, dopo aver visto precedentemente l'ottavo turno, guardiamo adesso l'ultimo turno, il turno 9, dove giocavo contro il grande maestro ucraino Andrei Sumets, scappato dalla guerra nel suo paese anche grazie a questo torneo, che da quanto dicono i quotidiani locali, appunto, venire a questo torneo gli ha permesso di evitare l'arruolamento militare obbligatorio. E qua ci spartivamo appunto una posizione importante, perché ancora non è uscita la classifica, questi commenti sono a caldo, però con 7 su 9 si può ottenere un buon piazzamento. Il pareggio era probabilmente un buon risultato, e quindi soprattutto anche lui, no, che ha più elo e tutto, e il bianco giocava per vincere. Io ho deciso di giocare un sistema altrettanto complicato, la Grunfeld. Ok, lui ha giocato D4, cavallo F6, cavallo F3, G6, voglio giocare la Grunfeld. Ecco, lui qua gioca un sistema anti-Grunfeld, proprio per evitare la mia arma. Se gioca C4, alfiere G7, cavallo C3, posso giocare D5. Allora lui lo evita e gioca con E3. A questo punto gioco alfiere G7, alfiere 2, arrocco, ecco qua D5 non ho nessun appiglio, no? E quindi gioco D6, un sistema estindiano. Avrei potuto giocare D5, è un altro sistema, però non mi andava. Sì, lui può giocare B4, C4. Ho deciso di giocare D6, che veramente non se l'aspettava, per farlo uscire dalla preparazione. C4, poi ho giocato alfiere F5. Penso di averlo visto in qualche repertorio, qualche analisi forse di Gawain Jones, un giocatore inglese grande esperto dell'Est Indiana, dove, se non rammento male, dopo la linea principale cavallo C3, cavallo E4, cambiando un paio di pezzi leggeri, e nero è ok. Io ho giocato B4, che è una mossa che non conoscevo, ho deciso C5 potrebbe essere buona, no? Per cercare di aprire la diagonale, ma ho giocato E5. Ora qua mi aspettavo alfiere B2 o cavallo C3, però io avrei giocato in stile attacco indiano, E4, cavallo D2, poi magari posso continuare con H5, torre 8, cavallo D7, F8, H4, H3, G5 in stile Alfa 0, e probabilmente non era di gradimento per il mio avversario questa cosa. Ho deciso di cambiare e giocare alfiere B2. Ora, qua, adesso sembra che la mossa corretta sia donna E7, cedendo il pedone in E5. Ah no, perché attacca B4, è vero. Sì, donna E7 era la mossa corretta, non mi è venuto in mente. Attacco B4, e se gioca A3 posso semplicemente lottare per la colonna D, poi potrò difendere il pedone E. Sì, questo era il modo migliore di giocare, non E7. Ho giocato cavallo C6 con idee simili, perché su B5 cavallo B4, se lui cattura in E5 un po' di compenso, no? Entro in C2 e alla torre in presa. Ecco, lui ho giocato a 3. Qua non so, forse c'era di meglio, forse devo giocare donna E7, io ho giocato cavallo E4. Penso che vada bene. Anche lui probabilmente qua non ha giocato bene, lui forse doveva giocare donna B3, mettere la torre in D1, provare a giocare cavallo C3 D5, con posizione interessante. Forse il bianco sta un po' meglio. Invece si è precipitato con B5 per indebolire il mio pedone, ma in questo momento gioco cavallo A5, un grande gioco, perché diciamo che lui per esempio vada a prendere il pedone, no? A questo punto posso giocare donna E7, poi mi posso attivare con mosse di questo tipo. So, F4, torre A di 8. Tra l'altro la donna deve coprire la casella in B3, no? Perché a volte potrei anche entrare in B3 con effetti devastanti, no? I pezzi attivissimi. E se continua a coprire la casella in B3, la donna fuori gioco, io vedevo donna C5.
Poi posso catturare in E3, no? Con idee di matto. Tacco, tacco E2, minaccio cavallo F2, posizione devastante per me. Quindi lui ha deciso di giocare cavallo C3, ma ora sto bene. A questo punto cavallo C5, punto esclamativo. I miei cavalli sono fortissimi. Questo pedone non controlla più queste importanti caselle. Il pedone in C4 è debole, i miei cavalli fanno pressione sulle case B3, D3, C4. A questo punto lui ha cambiato le donne per entrare col cavallo in D5. Se il cavallo entrasse in D5 adesso, C6, no? Il cavallo non serve a nulla, qui deve retrocedere. Lui ha cambiato, e qua ora il pedone in C4 debole, i miei pezzi, ripeto, vogliono entrare, no? Lui ha giocato cavallo D5, che ha due minacce, oh chiedo scusa, le due minacce di cavallo D5 sono cavallo per C7 e cavallo E7 per F5. Ma ora gioco controgioco, alfiere di 3, punto esclamativo, perché alfiere di 3? Perché ora attacco E2 e voglio prendere in C4. Tra l'altro lui minaccia tre cose, minaccia anche di prendere in E5. Ma alfiere di 3 è una minaccia più forte, perché? Che minaccio l'alfiere, se lui prende io attacco il suo e c'è C4 in presa. Ora, lui deve fare qualcosa, no? Per l'alfiere in E2. Se lo difende, prendo. Cavallo per C4, guadagno un pedone. Attacco simultaneo contro B2 e D5. E su cavallo per C7, torre C8, il cavallo in C7 è intrappolato, il nero vince. Quindi lui ha giocato alfiere per D3. Io ho giocato cavallo per D3, qua c'è un grandissimo controgioco. Ora lui non minaccia più nulla perché difendo E5, attacco B2 e attacco C4, sono troppo attivo. Ho delle scoperte con questo alfiere. Se gioca cavallo per C7, torre C8 vinco perché ho un attacco simultaneo, no? Su alfiere C3 che mi attacca il cavallo, cavallo per C4 e vinco, no? Perché il suo cavallo non ha caselle. Perché se gioca B6 a per B6 il cavallo è intrappolato. Non ha dove andare. Controllo E6, D5. Ah no, può andare in B5, ok però. Ho vari pedoni in più, no? Sto meglio, posso giocare torre D5. Vantaggio decisivo del nero per i pedoni. Ecco, lui allora ha giocato alfiere C3. Io ho preso in C4, ancora cavallo per non mi fa paura. E lui ha deciso di bloccarmi con E4. Mossa interessante. Vuoi catturare in C7 ora? Ma qua ho giocato bene, ho giocato cavallo D6. Perché cavallo D6? Perché, ok, lui magari vuole attivarsi, ma io gli sto attaccando B5 ed E4. E la gran cosa è che se gioca torre a D1 per contrattaccare il mio cavallo, io ignoro questo contrattacco, io prendo in E4, questa era la mia combinazione. E dopo torre D3, cavallo per C3. Qua lui non ha modo di rimanere in vantaggio di materiale su torre per C3, torre per D5. Ho recuperato il pezzo e ho due pedoni in più, con vantaggio decisivo del nero. Quindi l'idea su qualunque torre in D1, cavallo per E4, torre per D3, su cavallo per C3 catturo in D3 e su torre per C3 E4, vincendo. Notare che per esempio su torre a D1, cavallo per E4, torre per D3, cavallo per, torre per, vinco. E se gioco uno scacco intermedio non serve perché gioco re F8 e attacco, no? Torre per C3, ora posso scegliere quale pezzo catturare. Ma prendo in E7, no? E vinco. Perché anche questo finale è vinto per me, re più centralizzato, pedone in più, alfiere più forte del cavallo. Allora, nulla qua. Dopo cavallo per C7, cavallo per E4. Lui ha giocato allora, sì, lui dopo cavallo di 6 lui ha catturato in C7. E qua punto esclamativo, cavallo per E4 intermedia, perché? Perché se lui cattura in A8, io prendo in C3 e ora il cavallo non esce. Se gioca cavallo C7 posso giocare torre D7 e vinco, il cavallo intrappolato. Anche su B6 ancora sì, il cavallo rimane intrappolato. Non ha modo di fare nulla, non ha modo, i miei cavalli controllano tutte le case della prima traversa, non ha modo di attivare le torri. La partita è totalmente persa. Anzi no, il cavallo non è intrappolato, continuo a sbagliarmi. No, il cavallo non è intrappolato, ma avevo una seconda minaccia che era E4. Di fatto anche qua potevo anche vincere con E4, perché attacco il cavallo e minaccio la sua torre. Per esempio se lui sposto il cavallo qui, do scacco di scoperta e guadagno la torre. La torre, non la qualità, perché se prende do matto con i due cavalli, questo l'ho calcolato. Quindi, cavallo per 4 lui gioca alfiere a 5, ora solo un pedone in più, ma i suoi pezzi stanno, cioè i pezzi attivissimi, i suoi pezzi sono scordinati, minaccio B6, guadagnando materiale. Quindi lui ha dovuto giocare B6,
alfiere per, torre D6, attacco il difensore del cavallo e ora gli crolla tutto. Alfiere A5, B6. Ora gioca cavallo. Ora se gioca alfiere B4 catturo il cavallo e poi catturo l'alfiere e poi catturo il cavallo. Lui ha giocato cavallo B5, ora B per A5. Cavallo per D6, cavallo per D6. A questo punto ho due pezzi per la torre, un pedone in più. E i pezzi estremamente attivi, quindi vantaggio decisivo. Ho giocato torre F1 e 4. Attacco la torre B1. Ora se catturo in F3 lui cattura in D3, ma non ho bisogno di catturare lì. Ho giocato cavallo C4 attivandomi, ora minaccio A3, il suo cavallo rimane sempre in presa. Notare che se per esempio lui gioca una mossa di controgioco, io posso anche prendere in F3. Se lui per esempio prende in D3, ora vinco perché per esempio gioco cavallo B2, minaccio la torre, minaccio matto. Se sposta la torre ovunque, e se la sposto in D1 la catturo, se gioca torre per F3 do matto. Io ho giocato cavallo G5, e ora cavallo B2 è molto importante non fargli attivare le torri, perché per esempio se lui ora andasse con la torre in F1, ora gioco F5, ora partita completamente vinta perché giocherò torre C2, alfiere D4, i cavalli impediscono l'attivazione delle torri e qua davvero non c'è speranza per il bianco. Qua proprio si vince a mani basse. Lui ha giocato torre D2 e ora l'ultima mossa della combinazione, alfiere H6. Il nero vince perché guadagnerò ulteriore materiale grazie a questa inchiodatura. Se lui gioca F4, catturo in F3, mantenendo lo status quo. Se gioca H4, gioco F6, rinnovando l'inchiodatura. Se per esempio prendi in E4, ora qua avrai un pezzo secco in più. E facile vittoria tecnica, no? Torre C2, con un pezzo in più, si vince. Quindi, avversario ha giocato fiere H6, e così ho vinto l'ultima partita. E ci sono stati alti e bassi, ma alla fine il calcolo mi ha favorito e mi hanno favorito soprattutto la mossa chiave è stata questa contromossa. Quando lui ha messo il cavallo in D5, la contromossa alfiere D3, dove si vede che questi cavalli sono fortissimi, il pedone in C4 è debole. Spero che questa partita vi sia piaciuta e spero di commentare presto partite di altri tornei e anche altre cose. Grazie mille e alla prossima!